maniera quasi molto casuale, ma non più di tanto, ci siamo trovati a passare davanti a questa struttura che risulterebbe essere un asilo. Congia, tu hai dei dettagli più, diciamo così, ferrati. Di cosa si tratta? Abbiamo dei dettagli non tanto approfonditi, ahimè. Sappiamo soltanto che ci troviamo nella via Pier della Francesca a Mulino Beccio a Cagliari. Questo è un asilo nido, a scuola dell'infanzia. Di quelle che si dice che mancano nel territorio, invece questa qui è chiusa. Esatto, è chiusa, abbandonata, e abbiamo visto prima dall'esterno anche una porta antipanico aperta, perciò Cancello aperto, cancello aperto, abbiamo filmato senza anche lucchette, abbiamo visto le esattamente. immagini. Adesso cerchiamo di avvicinarci, di capire meglio come stanno le cose, soprattutto perché un fabbricato, un edificio lasciato così in balia di vandali, quindi alla mercé di chiunque, non è naturalmente ipotizzabile. Vedete la porta antipanico? Ecco la porta antipanico. Ripreso prima. Dispiace perché una struttura di questa entità potrebbe essere a questo punto utilizzata per altri scopi. La porta antipanico purtroppo fa emergere il fatto che qualcuno, ospite indesiderato, abbia già fatto accesso all'interno di questo asilo, caro Antonio. Struttura peraltro sembrerebbe in buone condizioni, non sembra una cosa abbandonata da decenni, a parte un po' di disordine esterno, quella pianta decadente, probabilmente attaccata dal punteruolo rosso. Qui, sì, come potete vedere, le tapparelle sono in ordine, la porta, vabbè, a parte questo segno, che probabilmente è un segno di effrazione, ecco, anche giù è smontato, forse hanno smontato un vetro per entrare. Sì. Questo è il primo ambiente che si incontra, come possiamo vedere alle finestre ci sono ancora i disegnetti che si fanno per rendere l'ambiente più infantile possibile, perché qua ci vengono i bambini, proprio un asilo nido. Esatto. Ma sai come si chiama la struttura? Non abbiamo dati utili all'identificazione stessa della struttura. Sappiamo che era un asilo nido e purtroppo adesso è in completo stato di abbandono. In un quartiere dove mancano tante cose, come è il quartiere di Mulino Beccio, adiacente a Smirrionis, qui abbiamo una struttura meravigliosa, perfettamente abbandonata, tutti gli impianti elettrici sono perfetti, vediamo le pompe di calore nuove di pacca, le porte antipanico, queste lampade autoalimentate antipanico in caso manchi la corrente. Ecco qua che entriamo in questa sorta di emiciclo, l'andito distribuisce tutte le porte una dietro l'altra, al centro c'è una specie di cortiletto. Evidentemente i bambini uscivano, sì, chissà se l'hanno mai usata questa cosa qua alla fine. Aule purtroppo vuote, come potete vedere, naturalmente ci sono stati dei segni anche di effrazione. Ecco, vediamo questa porta che proprio sembrerebbe si apra al contrario, pensate invece alla maniglia è di qua, perché è stata perfettamente scardinata dal muro. Quindi, come abbiamo già evidenziato, anche ecco qua, ancora ci sono delle pompe di calore, insomma l'impianto di riscaldamento parrebbe ancora intatto. La struttura è buona. La struttura è in ottime condizioni. Spettabile scuola d'infanzia stata, quindi credo statale, Mulino Beccio 1, Cagliari, via Pier della Francesca 09121 Cagliari. Abbiamo vinto da questo almanacco che... Quindi continuiamo. All'interno troviamo, il nostro operatore può anche verificare qua la situazione. Ci sono ancora i servizi igienici, i bagni con i sanitari intatti. Io ho paura, timore che chiunque possa entrare qua liberamente. Noi come giornalisti adesso abbiamo fatto ingresso per verificare lo stato dei luoghi, ma chiaramente avviseremo adesso in tempo reale anche le autorità competenti, perché è impossibile avere un edificio di questo genere privo di allarme, di sistema di antintrusione e quant'altro. Sempre i soliti split del condizionamento dell'aria in ottime, in grandiose condizioni, sembrano comprati avantieri, quindi non si capisce veramente, è ancora un mistero il motivo per cui questa struttura non sia utilizzata, ripeto, in un quartiere che ha bisogno di tutto, non che gli altri quartieri non hanno bisogno. Io per esempio che abito a Quartuccio, avendo una struttura del genere, tante mamme sarebbero molto più contente di come lo sono ora. Qui sono spariti i rubinetti. Sì. Ecco, l'impianto elettrico perfettamente a norma secondo le ultime. Industriale, evidentemente per ecco, procediamo di qua. Cavi elettrici di rame
privi delle prese elettriche, anche laggiù, e possiamo, ripeto, ribadire ancora che ci sono naturalmente qua l'impianto di riscaldamento, le pompe ancora presenti, nonché anche alcune lampade di illuminazione. A questo punto credo che la competenza ricada territorialmente sul comando polizia municipale, è inutile avvisare la volante o la radiomobile che a loro volta dovrebbero avvisare di competenza la municipale. Guardate, laggiù c'è una pompa antincendio, sì, un buttata idrante, per esatto, un idrante che la è classica stato... pompa dei pompieri. Sì, è stato già lasciato là, io non voglio ipotizzare che cosa qualcuno stesse, esatto. Ecco, addentriamoci qui e vediamo un pochino che cosa questa è succede. la tristezza più assoluta, questo è il caso più emblematico. Ecco. Stiamo proseguendo e troviamo... Facciamo entrare il cameraman che è così. Sensibili. Guardate, addirittura riusciamo a scorgere nominativo dei bambini, delle maestre, faldoni di corrispondenza, delle scatole che contengono documenti sensibili, corrispondenza, potete vedere, guardate. Noi naturalmente per essere, ecco, guardate, asilo nido, abbiamo le tariffe. Ragazzi, allora, cari genitori, se volete iscrivere i vostri figli a questo asilo nido, vediamo un pochino se sono espressi in euro. Si tratta di un tariffario del 2008, fascia 1, fascia 2, sino alla 11ª. Ci sono tante cose, addirittura qualche cartolina, magari mandata dai bambini che si trovavano in viaggio con i genitori, questa arriva da Dublino. Quindi questa struttura in un dato momento della sua storia esistenziale è stata chiusa in fretta e furia, abbandonata e lasciata in queste condizioni. Tutti i dati sensibili delle persone e delle circolari, ecco, il dirigente della divisione, dottoressa tal dei tali, rinquadramento del personale, qui si parla di personale, questo faldone parla tutto di inquadramenti di personale e qui ci sono tutte le cartelle, addirittura dei piccoli, ad intuito posso dire che sono il profilo personale di ogni bambino. Ovviamente senza svelarvelo mi assumo la responsabilità di aprirne una. Allora, vi posso dire anche, se tu mi tieni il microfono, perché lo ritengo grave, perché oltre a tutto questo questionario che è compilato a cura dei genitori insieme agli insegnanti del bambino, risultano contenuti qua dentro dei dati legati allo stato psicofisico del piccolo ospite di questo, con tanto di certificati medici, esatto, prescrizioni, vedete? Assurdo, tessere sanitarie di vaccinazione, riammissioni a seguito delle famose malattie esantematiche, uno si prende la varicella, dopodiché il medico certifica che sta bene, può tornare a scuola o all'asilo. Qui c'è una cartella che si chiama cartella pediatrica psicopedagogica del piccolo ospite, di cui ovviamente ci guardiamo bene fra il nome, e così continua tutta la cartella, vedete, documenti, controdocumenti, tutti che riguardano l'aspetto medico e psicologico del bambino, con timbri e controtimbri. Quindi c'è un gatto nero dietro che... nero. Poverino, si è accorto della nostra presenza. Non facciamo segni scaramantici perché siamo in televisione. Purtroppo, Antonio... Questo lo richiudo perfettamente davanti alla certo, telecamera per dimostrare certo, che non abbiamo disordinato niente. E questo piccolo, ecco qua, ospite dell'asilo, può essere rimesso qui, in attesa che arrivino a questo punto i carabinieri. Chiedo per certezza e dovizia al cameraman se l'audio si sente bene, quindi significhiamo, siamo in controluce, come siamo? Quindi significhiamo il fatto che non molliamo mai la registrazione, così la cassetta ha una sola registrazione, c'è time code, data e ora. Perfetto, esatto. Per la nostra, diciamo così, tutela personale. Beh, ovviamente, oggi mercoledì alle 13:10, mercoledì 11 marzo abbiamo fatto ingresso all'interno di questo asilo abbandonato, lasciato così alla mercé di chiunque. Siamo entrati noi come giornalisti, adesso metteremo però al corrente chi di competenza. Chiamiamoli. Facciamo una chiamata alla municipale, facciamo anche una doppia registrazione a questo punto. Inquadriamo anche il telefono. Allora, se non erro, 070 533 533. Dovrebbe essere il recapito della Polizia Municipale di Cagliari. Mettiamo anche in viva voce.
La linea è occupata. Dovremmo a questo punto riprovare. Stiamo contattando il comando della Polizia Municipale di Cagliari. Inquadriamo bene il numero di telefono, perché poi se Sì, ti diciamo diciamo- che non rispondono, se la prendono con noi. Mentre invece vi dimostriamo come stiamo telefonando allo 070 533 533. Tu mi dici questo numero è della Municipale di Cagliari. Sì, esattamente. Non rispondono. Assolutamente no. Il comando di via Crespellani, che è proprio di fatto qua dietro, probabilmente ha altre numerose chiamate. Sono le 13:12 di mercoledì 11 marzo. Se noi facessimo il 113, che cosa ci direbbero? Che dovremmo rivolgerci alla Municipale? Probabilmente sì. Adesso proviamo a chiamare a questo punto il 113. Proviamo col 113, vediamo cosa ci consigliano. «113», composto il numero, lo vediamo. Sì. Mettiamo anche in viva voce. Ettore Brandi, ho rotto su. Neanche il 113 risponde. Paradossalmente non riusciamo a fare una chiamata neanche al 113. L'operatore riesce a inquadrare anche il numero? Sì, il numero, perché è un po' imbarazzante. Ecco qua. È sempre libero. Sì. È un telefono normale questo, Congia, non è che siamo di quei telefoni. Direi proprio che è un telefono normale, anche perché se componiamo il 112 a questo punto vediamo cosa succede. Ma perché? Non capisco. Pronto? Salve, buongiorno, sono Alessandro Congia, un giornalista. Ascolti, noi stiamo tentando di contattare la municipale di via Crespellani siamo all'interno di un edificio scolastico abbandonato in via Pier della Francesca a Cagliari. È un asilo nido e all'interno sicuramente c'è stata anche qualche incursione di vandali, però quel che spaventa è che ci sono anche cartelle, documenti su bambini e quant'altro. Cosa dobbiamo fare? Come minimo sentire un attimino. E questo è abbandonato e quindi è aperto? Io sono all'interno dell'asilo assieme a un collega giornalista, Antonio Lai, e c'è una porta antipanico aperta. Sì. Guardi, io le chiedo di attendere un attimino lì, faccio arrivare qualcuno, perché poi bisogna sentire Sì. dove è trovato gli studi e tutto. Esatto. 112, probabilmente la radio mobile, presupponiamo ci ha risposto, adesso tentano di passarci la municipale, che ironia della sorte sta proprio Ad un passo. ad un passo, via Crespellani, quasi 200 metri lineare, però suppongo che ci sono tante altre chiamate in corso, ovviamente per altri interventi, quindi... Polizia municipale? Sono Alessandro Congia, un giornalista, siamo all'interno di un asilo nido abbandonato, c'è uno stanzone all'interno di una delle aule dove è pieno di faldoni, di documenti con i nomi dei bambini, cartelle con i timbri della scuola. Io adesso avviso immediatamente se via Pier della Francesca... Sì. È una recinzione, c'è una ringhiera di colore grigio, c'è un cancello grigio che si apre tranquillamente e c'è l'edificio di colore bianco. Ma lei riesce a mandarci almeno una pattuglia dei vigili, insomma, per far verificare... Abbiamo in questo momento no, perché ho bisogno di altre due pattuglie come monte. Certo. Frato Elia, c'è a Santilì uno sfratto. Ok. Grazie a lei. Tenga presente che i carabinieri ci hanno detto che mandano qualcuno. Ah sì, hanno detto? Sì, ci hanno detto così, speriamo che arrivino. Va bene, mi sa che faccio prima io ad avvisare qualche responsabile. Grazie tantissimo per ora.
A questo punto sì, Antonio, abbiamo allertato, come abbiamo potuto vedere dalle immagini precedenti, abbiamo allertato sia il 112 che a sua volta ci ha passato il comando Polizia Municipale di Cagliari, siamo in attesa, però... La Polizia Municipale Sì. alimentava il dubbio lecito che potesse essere una struttura anche non comunale. Purtroppo... Vogliamo dipanarlo. Esatto, Perché purtroppo ci accorgiamo che invece trattasi di una questo struttura... è il timbro del Comune di Cagliari. Sì, esatto, eccolo là. Timbro del Comune di Cagliari. E se questo non bastasse, Ci qui, sono altre carte. se abbiamo fortuna, vuoi vedere che questo qui è un registro? Asilo Nido, Asilo comunale. Nido comunale di Comune di Cagliari, quindi qui non c'è altro dubbio, non so che cosa sia. Ci sono le carico date, scarico. 1999, questo è il carico-scarico Alimenti, degli alimenti, del prospetto. cibo, esatto, che arrivava. Ecco qua. Quindi non c'è dubbio che questa sia una struttura comunale, Sì. non si capisce, cioè non siamo a conoscenza per il fatto che sia stata abbandonata e chiusa. Adesso siamo in attesa che arrivi una pattuglia dei carabinieri, la municipale purtroppo non riuscirà a venire, così ci hanno già anticipato perché sono impegnati in uno sfratto a Santeria, così ha detto la gente. Quindi in attesa vorrei fare una considerazione, genitori che vi rivolgete all'asilo, ecco, quando vi fanno firmare dei documenti sulla privacy dei vostri figli, state attenti perché poi dopo questi qui non ne hanno nessuna cura, li lasciano buttati in una stanza così. È orribile dirlo, ma è la verità, l'abbiamo appena documentato, quindi sinceramente se avete dei bambini da portare all'asilo fatevi garantire diciamo, che loro sono depositari dei vostri dati sensibili, se no fanno la fine che hanno fatto in questo asilo qui, buttati alla mercé di chiunque. Ecco. Buongiorno, salve, Alessandro Congia, piacere. Salve. Piacere. Voi chi siete? Due giornalisti. Ah, voi siete giornalisti. No, ci mancherebbe. Stavo aspettando il vigile. Siamo due giornalisti, signora. Noi abbiamo allertato la municipale e la radiomobile del 112 per la situazione. Lei è quello che ha fatto il servizio lì. Purtroppo sì. Perché purtroppo? La situazione è questa, che due strutture abbandonate in questo modo, ma questa che mi preoccupava è quella che abbiamo visto stamane, con la porta aperta e il cancello aperto. Sì. Quindi bisogna quantomeno o chiudere tutto e via. Io l'ho già fatta la segnalazione. Lei è del comune? Io l'ho fatta dopo È che lei la ha fatto il coordinatrice servizio. dell'asilo di Cremona. Esatto. Beh, che se ne occupi di competenza, ho l'assessorato ai servizi sociali per la persona che sta lì dentro. Non è più ai servizi sociali. Ah, sì, ma c'è ancora? È ancora? Crediamo di sì. Noi stamattina ci siamo permessi di filmare tutto perché era aperto, ma non per giustamente fare polemica, per fare in modo che comunque si metta in sicurezza. Se qui entrano altre persone di notte, E lì cosa avete filmato voi? Cosa c'è? è un po' di cosettine. Perché io personalmente, senza che arrivino i vigili urbani, non credo di entrare. A porta aperta, signora. Cosa c'è? Ci sono cassette? No, ci sono dati sensibili, ci sono cartelle dei bambini con dentro anche documentazione medica, nominativi, bilanci della scuola. Già, è quello che mi spaventa, perché... Sì, io sono la coordinatrice dell'asilo Nido. Ok. Ma questo Di via perché ha Crespi. chiuso poi? Allora, questo è stato chiuso perché dovevano fare dei lavori, cedeva la struttura, Ah, ok. è stato ristrutturato, non filmatemi, No, non stiamo assolutamente. solo parlando. Ci mancherebbe. È stato ristrutturato, è stato dato per un anno alla scuola materna, perché Ok. questa doveva essere restaurata per lo stesso problema. Questa probabilmente però è stata aperta perché quando passiamo noi... All'interno questa, perché non ha... Certo. Siamo all'ingresso della scuola, ci hanno raggiunto dei funzionari. Chiaramente per tutelare la loro privacy non li inquadriamo, ma stiamo facendo assieme a loro un sopralluogo. Come abbiamo verificato prima, purtroppo questo caseggiato è preso di mira dai vandali, persone senza scrupolo che purtroppo, guardate, smontano di tutto.
possiamo vedere qua ci sono, guardate, anche delle batterie, presumibilmente smontate chissà da dove. Perciò questo armadio parrebbe chiuso. È arrivata in questo momento la municipale. Buongiorno a voi. Salve. La coordinatrice dell'asilo di Gio. Buongiorno. Alessandro Congia, giornalista. Antonio Lai. Hanno portato via un bel po' di roba da dentro, probabilmente. Stanno smantellando tutto. Allora adesso noi facciamo un sopralluogo, Sì, sì. poi... Vabbè, tanto poi comunicherete al nostro funzionario, dottor Flori, se Sì, va noi adesso ci facciamo... Ce l'ha in carico questo? la pubblica istruzione. Va bene. Caro Antonio, il nostro dovere giornalistico lo abbiamo svolto, l'abbiamo fatto. Come avete potuto vedere anche dalle immagini è arrivata una pattuglia della Polizia Municipale di Cagliari, Bisogna del dire comando. che sono abbastanza solerti, Sì, è venuto prima il sì, funzionario, sì. diciamo, Esatto, sono il dipendente arrivati- del comune, esatto. e poi la polizia municipale, quindi noi possiamo chiudere tranquillamente. Sì, direi la anche chiusura soddisfatti. del video giornalistico ovviamente lo precisiamo, non aveva nulla a che fare con polemiche o quant'altro, ma solamente ribadire l'essenzialità di porre in essere misure di sicurezza, insomma, fare in modo che qua Abbiamo dentro documentato lo stato delle cose. lo stato di degrado delle cose.